Voi sapete, o se non lo sapete intuitivamente, che i numeri hanno due aspetti. Uno è quello che i matematici chiamano la cardinalità, cioè il fatto che 5 è il rappresentante della classe che ha 5 elementi, ma c'è anche un aspetto di ordinalità. 5 è il numero che viene dopo il 4 e prima del 6. Allora viene da chiedersi se gli animali sono capaci di rappresentarsi questo aspetto di serialità, dell'ordine, diciamo così, dei numeri. Ad esempio, cosa succede se io insegno a un piccolo pulcino a correre lungo un corridoio dove ci sono dei buchetti e soltanto in uno di questi ho messo del cibo? Per esempio, supponiamo nel terzo, oppure con un altro gruppo di animali nel quarto, oppure nel sesto, eccetera. Gli animali imparano molto bene, vedete queste curve qua, in cui i picchi corrispondono al punto in cui l'animale ha imparato a trovarsi il cibo. Il punto è, cosa stanno facendo? Stanno contando, cioè corrono lungo il corridoio e fanno 1, 2, 3, qua, oppure 1, 2, 3, 4, qua. Oppure per esempio stanno semplicemente stimando le distanze, no? Perché potrebbero dire, conto il numero di passi per arrivare lì. Lo possiamo controllare, per esempio, immaginiamo di avere una sequenza di contenitori come questo e di insegnargli ad andare sul quarto. Dopo che hanno imparato, se io cambio le distanze relative, se loro usano la distanza andranno sul secondo, ma se invece stanno contando per davvero andranno qua, ad una distanza completamente diversa. Se voi fate questo esperimento, i risultati sono quelli che vedete qua. Gli animali vanno sul quarto, cioè qui, stanno per davvero contando, sono per davvero capaci di contare. Molti esperimenti di questo tipo sono stati condotti con una varietà di specie animali. Una cosa curiosa che abbiamo scoperto, che vi voglio raccontare, e la potete vedere direttamente qui, in questo filmato. Qua il pulcino è stato addestrato ad andare sul terzo contenitore da destra, su questo, è l'unico dove trova del cibo. Tutti gli altri hanno del cibo, quindi c'è l'informazione olfattiva, ma c'è una specie di barrierina e lui ha imparato che il beccare viene bloccato, quindi ha imparato che uno soltanto è quello giusto. Adesso lo sperimentatore introduce una serie di variazioni per essere sicuri che proprio lui va sul terzo, ma quello che vi invito a guardare non è tanto il fatto che lui è bravo, ce la fa bene, quanto il tipo di stereotipia di comportamento che manifesta. Guardate cosa fa ogni volta che deve partire. Parte sempre da sinistra e poi fa questa cosa qua. La prima volta che ho fatto vedere questi filmati a un collega mi ha detto: porca miseria, ma contano come noi, da sinistra verso destra. E la cosa sembrava abbastanza inverosimile e così abbiamo provato a fare un semplice esperimento per controllare questa idea. Qui vedete l'ultimo controllo, il vasetto è stato completamente cambiato e sostituito con uno nuovo. Vedete che è molto bravo. L'esperimento che abbiamo fatto è questo, simile a quello che vi ho appena descritto. Immaginate che il pulcino sia qua e vede una teoria di vasetti che si estende in questa direzione e noi abbiamo deciso di mettergli il premio, il cibo, supponiamo nel quarto. Quando l'animale ha imparato, ruotiamo la linea, così. Allora il problema è, dove dovrebbe andarlo a cercare a questo punto? Beh, in linea di principio, siccome loro non hanno, come dire, abitudini di scrittura e di lettura come le nostre, potrebbero contare da una parte o dall'altra, quindi ci sono due vasetti che sono teoricamente possibili, dovrebbero essere assolutamente identici. In realtà, quando fate l'esperimento, trovate qualcosa di sorprendente. Gli animali cercano nel quarto da sinistra, ma praticamente per niente nel quarto da destra. Contano per davvero da sinistra a destra, e che è molto sorprendente. Abbiamo ripetuto la cosa con una collega canadese usando anche un'altra specie di animali, i Clark nutcrackers, che sono delle cornacchie che stanno in Canada, con risultati simili. Allora abbiamo provato con i bambini. L'esperimento è assolutamente identico, vedono prima una serie di contenitori e imparano che sotto uno di questi c'è un gioco, e il gioco era un pulcino, tanto per mantenere la consistenza con gli altri esperimenti. E poi quando hanno imparato ruotiamo la linea così. Quello che viene fuori, lo vedete qua, la scelta è quasi tutta per il quarto da sinistra, quasi niente per il quarto da destra.
A 3 anni, a 4 anni, a 5 anni, esattamente la stessa cosa. Questa faccenda del contare in una particolare direzione, che noi abbiamo una linea mentale dei numeri che sembra orientata da sinistra verso destra, è nota da molto tempo, ma l'interpretazione tradizionale che è stata data è di tipo culturale e sociale, cioè si dice è dovuta al fatto che noi scriviamo con una certa direzione, impariamo a scuola a leggere e a scrivere in una certa direzione, tant'è vero che nelle culture in cui la direzione di lettura e di scrittura è diversa, il bias si riduce, la tendenza, o addirittura si annulla. Però io credo che l'aspetto sociale e culturale non sia tutta la storia, perché evidentemente se così fosse non comparirebbe negli animali. Probabilmente quello che succede qui ha a che fare con un fenomeno che forse conoscete e che si chiama specializzazione degli emisferi cerebrali, cioè il fatto che la parte destra e sinistra del cervello svolgono funzioni di attenzione particolarmente nella parte del campo visivo che sta sul lato opposto. Quindi quando è attivo l'emisfero destro, per esempio, voi tendete ad allocare l'attenzione da questa parte qua. Quando è attivo l'emisfero sinistro, voi tendete ad allocare l'attenzione su questo lato qua. In neurologia questo viene ampiamente studiato, per esempio in un test che si chiama cancellation. Il paziente che ha subito dei danni neurologici, per esempio, ha davanti a sé una schiera di pallini e deve molto rapidamente cancellarli tutti. E quello che succede è che normalmente le persone normali che stanno bene lo fanno prima a sinistra e poi a destra. Abbiamo fatto la stessa cosa con gli animali, per esempio con i piccioni, un gruppo di colleghi in Germania, e noi con i pulcini. Il test è molto semplice, lo vedete qua. Sono una serie di granellini di cibo, l'animale infila la testa dentro un buchetto ed è libero di beccare dove gli pare. E noi semplicemente registriamo dove, su che lato becca di più, cioè se le beccate si situano di più su un lato o su un altro rispetto alla linea di mezzeria. Adesso vedrete quando avrà finito di beccare che ad occhio, a vista, si vedrà che la distribuzione non è simmetrica, ma è chiaramente orientata di più sul lato sinistro. Ecco, vedete la macchia? Questo non succede in un singolo animale, ma nella maggioranza degli animali. Se questa è per esempio la posizione centrale, fate la differenza tra le beccate a destra e a sinistra, queste parti nere qua indicano la differenza. Vedete che c'è una sistematica tendenza a beccare di più a sinistra. Un altro compito simile è la bisezione di linee. Se voi chiedete, e lo fanno i test neurologici, alle persone di trovare il punto di mezzo di una linea, le persone normali tendono a spostarlo un pochino sul lato sinistro. Nei pulcini succede la stessa cosa. Se voi gli insegnate a beccare, per esempio, delle palline e a beccare quella centrale, quello che succede è questo: sono molto bravi, con 3 palline beccano nel centro, con 5, con 9 beccano sempre nel centro, però se guardate la distribuzione degli errori vedete che gli errori a sinistra sono sempre più alti degli errori a destra in maniera sistematica. Quindi la tendenza ad orientare la linea mentale dei numeri su un lato sembra essere legata ad un'attivazione preferenziale dell'emisfero destro nel cervello. Quanto siete stanchi? Neanche un po'. Neanche un po'? Per quanto allora, mi riguarda. vi dico una cosa ma velocissima sulla geometria. Perché la geometria sembra una di quelle cose che uno dice è impossibile che gli animali la sappiano fare, no? Però la geometria può essere complessa o rudimentale. Immaginiamo che io vi chieda di risolvere un semplice test, così vediamo se voi siete bravi in geometria. Vi metto in una stanza come questa, rettangolare, uniforme, omogenea, non ci sono finestre, non ci sono crepe sui muri, niente, le pareti sono tutte identiche e in un angolo ci sta l'oggetto dei vostri desideri. Fate voi quello che vi piace di più. Vi faccio vedere dov'è l'angolo e a questo punto vi bendo ben bene, vi faccio ruotare su voi stessi varie volte da una parte, dall'altra, in maniera tale da disorientarvi dal punto di vista spaziale. Poi faccio sparire l'oggetto, vi rimetto nel centro della stanza e vi chiedo di ritrovare, se ne siete capaci, l'angolo giusto.
Allora, non so voi che cosa mi direste, ma i miei studenti, quando gli racconto per la prima volta questa cosa, mi dicono: beh, professore, se l'esperimento è fatto bene, cioè se davvero non ci sono indizi nella stanza, non c'è modo di risolvere il problema. Come faccio a sapere qual è l'angolo giusto? Mi aspetto che la scelta sia del tutto casuale. 25% di probabilità associato a ciascuno dei 4 angoli. Poi gli dico: ma siete proprio sicuri? Ma siete proprio sicuri che non si possa fare qualche cosa per risolvere, se non completamente, almeno in parte il problema? Perché guardate che questo è un rettangolo, non è un quadrato. Se fosse un quadrato, le cose sarebbero per davvero così e voi non potreste in alcun modo risolvere il problema. Ma in un rettangolo voi avete una possibilità di soluzione, se non completa, almeno parziale. Sembra difficile, ma non lo è. Provate a pensarci: quando voi siete di fronte all'angolo A, dove c'è l'oggetto giusto, voi avete a destra una parete corta e a sinistra una parete lunga, giusto? C'è soltanto un altro angolo nella stanza che ha le stesse caratteristiche geometriche, ed è questo qua, quello che il geometra chiama equivalente rotazionale, cioè l'angolo che otterreste ruotando di 180 gradi, perché quando siete in faccia a quest'angolo qua, avete ancora a destra una parete corta e a sinistra una parete lunga, giusto? Ma in questi due angoli qua le cose sono diverse, perché qua avete a destra la parete lunga e a sinistra la parete corta. La stessa cosa qua, quando guardate l'angolo B, a destra la parete lunga e a sinistra la parete corta. Quindi voi non avete modo ovviamente di distinguere l'angolo A dall'angolo C, perché sono geometricamente equivalenti, ma però dovreste essere in grado di distinguere l'angolo AC dall'angolo BD. Cioè, se siete creature razionali, la vostra scelta dovrebbe essere non casuale, ma di questo tipo. Cioè, potete sbagliare tra A e C, ma non vi potete sbagliare rispetto a B e D. Dovreste essere capaci di discriminarlo. La cosa interessante di questa faccenda è che quando la racconto verbalmente, la faccia delle persone è più o meno come la vostra in questo momento, attonita. Dicono: non ci sarei arrivato mai, oppure ancora non ci sono arrivato. In effetti la cosa divertente è che se voi, anziché essere posti di fronte al problema in una forma verbale, siete messi per davvero nella stanza, voi il compito lo risolvete, ma non sapete dire come l'avete risolto, perché il meccanismo è evidentemente automatico e silenzioso nel vostro cervello. Ma per farvi un'analogia di una situazione simile, immaginate che domani, voi sapreste dirmi, se ve lo chiedo, se nei semafori il rosso sta sopra o sta sotto, o se è il verde che sta sopra o sta sotto? Io per esempio non me lo ricordo mai, forse qualcuno di voi lo sa, ma immaginate che domani all'improvviso in tutto il mondo la posizione del rosso e del verde nei semafori venisse cambiata. Voi andreste in giro per la strada e direste: c'è qualcosa di strano nei semafori, ma non so dire che cosa. Esattamente la stessa cosa succede in questi casi qua, in questo tipo di compiti qua. La soluzione è, come diciamo noi, implicita, cioè il cervello lì lavora da solo e vi fa riconoscere un angolo come familiare o non familiare, anche se voi non siete capaci di verbalizzare la situazione. E infatti gli animali, posti di fronte allo stesso tipo di problema, lo risolvono benissimo. La versione più complicata del problema, anzi più semplice, è quella in cui voi introducete un qualche tipo di elemento esterno. Se per esempio fate colorata una delle pareti, allora a questo punto voi potete distinguere anche l'angolo A dall'angolo C, anche se sono geometricamente equivalenti. In A c'è del blu e in C non c'è, quindi potete arrivare al 100% di soluzioni corrette. Noi abbiamo fatto esperimenti con questi pesciolini, per esempio, facendo esattamente questo tipo di test, o con le 4 pareti identiche, come qua, oppure, cosa interessante, mettendo degli indicatori cospicui negli angoli. Il compito per il pesce è questo: c'è una porticina, anzi ce ne sono 4, ma una soltanto ti fa uscire, spingi e si apre e ti consente di andare fuori qua, dove ci sono le femmine, è un ambiente molto interessante per un pesce maschio. Tutti gli altri e tutte le altre porticine invece sono bloccate. Il pesce impara rapidissimamente, per esempio impara, supponiamo che questa porta qua a strisce bianche e nere è quella giusta. Uno dice: vabbè, non c'è nessun bisogno qua di imparare la geometria, no? Ti basta imparare ad associare la porticina giusta con quel pannello lì, con quella caratteristica lì. Cosa succede se io tolgo tutti i pannelli? Cioè, se faccio un esperimento così: prima ti insegno con i pannelli, poi li tolgo tutti quanti.
Quello che succede è molto interessante, perché gli animali non rispondono a caso, lo vedete qua, queste sono le medie delle scelte praticamente, le percentuali medie, e vedete che le scelte degli animali sono in gran parte concentrate nell'angolo A e nell'angolo C, cioè nell'angolo che era geometricamente giusto e nel suo equivalente, cioè se la porticina che si apriva era questa, loro continuano a scegliere A e C. Non possono distinguere ovviamente tra A e C come facevano qua, dove c'era il pannello, però hanno codificato spontaneamente nel cervello la geometria dell'ambiente. Questa è davvero geometria. In geometria, per risolvere questo compito, voi dovete avere quello che i geometri chiamano metrica dell'ambiente, cioè la capacità di distinguere tra una parete corta e una parete lunga, e dovete avere quello che i geometri chiamano senso, cioè la capacità di distinguere la destra e dalla sinistra. Se voi mettete assieme senso e metrica, risolvete questo tipo di problema qua. E non c'è bisogno del linguaggio per farlo, e perfino i pesci ci riescono. Perfino i pesci, ma non gli studenti universitari. Quanto è il risultato di un apprendimento queste cose qua, o di qualche cosa che è già lì scritto nel cervello? Noi abbiamo fatto esperimenti con i pulcini di allevamento in condizioni controllate, no? Per esempio li prendiamo subito dopo la nascita e li mettiamo in un ambiente circolare oppure in uno rettangolare per vedere se fa differenza, cioè se per codificare questa geometria euclidea elementare è necessario avere esperienza di angoli retti e di certe distribuzioni delle superfici. Il risultato è che no, non è necessario. Animali completamente privi di esperienza o allevati in un ambiente come questo si comportano nei test che vi ho appena descritto esattamente allo stesso modo. Cioè questi aspetti della geometria sembrano essere scritti direttamente nel cervello, sono immediatamente disponibili, fanno parte del nostro repertorio genetico.